Oggi è venerdì 4 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 4 settembre 1946. La seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione dell'Assemblea Costituente sta discutendo le norme sull'organizzazione dello Stato che devono andare a far parte della bozza di testo della Costituzione italiana che l'Assemblea dovrà discutere e approvare. Nel pensare alla funzione legislativa, la sottocommissione accoglie il criterio secondo cui al Parlamento vada data una conformazione tale che garantisca un'elaborazione delle leggi ponderata, che tenga conto dei diversi interessi. L'utilità generale dell'adeguata ponderazione delle leggi, secondo la sottocommissione, ha manifestamente un valore più alto che non la velocità del meccanismo che le produce. In questo contesto, un deputato piemontese del Partito Repubblicano, Tommaso Perassi, docente universitario, presenta l'ordine del giorno che viene ricordato con il suo nome. La sottocommissione, dice il testo, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l'adozione del sistema parlamentare, prevedendo contemporaneamente dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo. Secondo Perassi, è il sistema elettorale proporzionale lo strumento più idoneo ad impedire la degenerazione del parlamentarismo, perché favorisce lo sviluppo dei partiti organizzati. Il confronto fra più partiti omogenei è preferibile alla contrapposizione di due blocchi eterogenei, frutto del sistema elettorale uninominale. L'ordine del giorno Perassi viene approvato e diviene la base della scelta dei costituenti di dare all'Italia una repubblica parlamentare. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.